La giornata di ieri si è chiusa con le parole sibilline del vice sindaco di Cortina Luigi Alverà, reduce dall'incontro di Losanna. Ci saranno delle sorprese. Parole che lasciano aperta la speranza perché la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 va avanti, anche se solo con Cortina e Milano al momento. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, avrebbe ammesso in privato di volerle le Olimpiadi, ma anche questa mattina il capo politico del Movimento 5 Stelle, il vice premier Luigi Di Maio, ha ribadito che per le Olimpiadi del 2026 lo Stato non deve metterci un euro. La situazione è impraticabile, ha rincarato. Poi se ci sono Milano e Cortina, con il Veneto e la Lombardia, devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta i soldi e nemmeno le garanzie. Questo sebbene l'altro vice premier, Matteo Salvini, non sembri disposto a rinunciare ai grossi investimenti che un evento del genere paracaduterebbe sull'Italia, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dia per scontato un massiccio coinvolgimento di fondi privati, come già avvenuto per l'Expo. La Lega continua a lavorare per il tridente, lo ha ribadito anche il governatore Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. D'altro canto, quella di Cortina e Milano potrebbe risultare alla fine la candidatura più credibile, con le proposte di Turchia e Canada deboli. Sarebbero Italia e Svezia a spartirsi gli appuntamenti del 2026 e del 2030. E se Torino non rientrerà, Cortina si potrebbe vedere assegnare ulteriori discipline. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, spera ancora in una soluzione, dice, ai tempi supplementari. Proprio oggi Malagò svelerà ulteriori dettagli sulla corsa italiana alle Olimpiadi, ma la sua previsione, quella della doppia assegnazione, ribadita ancora sabato nella sua tappa trevigiana a Spresiano, prende corpo. 5 Stelle a parte, tutti ripetono: attenzione a perdere un'occasione di questo calibro. Sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione.